Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Allora, avvocato, è una giornata dura per lei, non voglio tenerla più di Due tanto. perché dalle 6:30 di stamattina che sono in ballo. Ecco, allora stamattina a che ora l'ha chiamata Andrea? Alle 6:30? No, è stato 7:30. Cioè. 7:30. E lei cosa ha immaginato? Si immaginava tutto questo ambaradan? No, io mi sono avvicinato, poi ho capito tutte le cose che c'erano da capire. C'era il- questo Sì, decreto di sì, perquisizione con degli spunti sì. accusatori che non mi riguardano, però il Certo, mio assistito non è certo, indagato, certo, i difensori, il papà e la mamma non sono indagati. certo. Ma il fatto che non sono indagati, secondo lei, non è perché magari sentirli come persone informate sui fatti non si possono avvalere della facoltà di non rispondere? Potrebbe essere È un una trucco, strategia? sarebbe un trucco, Vabbè, una strategia eh, degli inquisitori. inquisitori. Lo dice bene. Senta, e lei si è fatto un'idea, insomma, di sta vicenda, di come è andata questa vicenda? Un'idea che mi sembra che è così. A leggere il decreto di perquisizione, quello che c'è scritto sopra, non c'è niente di che. Tutta roba, non dico zero, ma forse sotto zero. C'è stata una specie di colletta dei genitori, Per, per- dei parenti per per fare. fare? Ah, non lo so, per fare. Che ne so. E loro dicono per Magari facilitare. avevano dei debiti, che ne so. Mm. Ma prima ha detto per pagare gli avvocati. Ma magari per pagare gli avvocati, visto che c'era questa indagine in corso Sì, per omicidio volontario, che non è da ridere. eh, Gli avvocati dovranno essere stati pagati. e sono stati Non è? pagati. Lei è stato pagato? Sì, sì. Sì, bene. Allora, buonasera a tutti e bentornati a Giallo Radio Club. Avete sentito l'avvocato Lovati che il 26 settembre, durante diciamo, gli interrogatori alla Guardia di Finanza di Pavia, davanti alla quale eravamo insieme, mi ha rilasciato questa breve intervista per Garrasco Channel e ve l'ho fatta sentire perché è molto importante, sono importanti due parole che lui, non ve l'ho fatta sentire tutta comunque, ma diciamo le parti che mi interessano oggi. Due parole lui dice che mi avevano colpito e che ho sottolineato già durante l'intervista. Lui chiama gli inquirenti inquisitori e io credo non a caso, lui è un grande affabulatore e un grande, insomma, avvocato che conosce la lingua italiana e anche pesa bene le parole. E poi l'altra parola che ha detto è quella riguardo ai soldi che ha preso. Ve lo dico perché poi su questa vicenda dei soldi che ha preso in contanti, lui dice che non sono in nero ma sono in contanti, inizialmente aveva detto che ne aveva presi pochi, poi ha detto che tutti quelli che secondo la procura di Brescia vengono imputati alla dazione della famiglia Sempio nei confronti dell'ex procuratore Venditti indagato o dei carabinieri, per lui invece sono soldi che ha preso lui. In realtà prima dice li hanno presi tutti e tre avvocati, poi gli altri avvocati smentiscono e dicono che li ha presi solo lui. Insomma, un gran casotto. E l'altro gran casotto, l'avvocato Lovati, l'ha fatto. Ricordiamo, l'avvocato Lovati è stato ospite anche qui ed è il difensore di Andrea Sempio, insieme alla collega Angela Taccia, sua amica storica peraltro. Bene, l'avvocato Lovati oggi al centro, è proprio al centro del mirino della procura di Pavia, della procura di Milano e chissà, forse anche della procura di Brescia, non lo sappiamo. Sicuramente della procura di Pavia, che si è molto arrabbiata per un'intervista che lui ha rilasciato al noto ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, oggi manager dei social, che nel suo canale lo ha intervistato
e si è fatto raccontare un po' di cose. Diciamo che sono cose che Lovati aveva detto anche a me ai tempi quando ero andata ad intervistarlo, però magari non così pesantemente. L'avvocato Lovati dice in questa intervista: Napoleone, da quello che mi hanno riferito, qualche talpone che ho anch'io in procura, voleva chiedere l'archiviazione per Sempio. Quell'altro invece, quello lì dell'Opus Dei, quel maledetto Civardi, e lì veramente a questo punto Napoleone 8-10-2025 scrive questo comunicato: nel rilevare le dichiarazioni rilasciate dalla difesa di Andrea Sempio nella persona dell'avvocato Massimo Lovati nel corso della trasmissione Ecc, si precisa che il procedimento penale relativo alla vicenda dell'omicidio di Chiara Poggi ha avuto impulso con il deposito da parte della difesa della persona condannata, Alberto Stasi, di una relazione di materia genetica forense firmata da Ugo Ricci, specialista presso l'Università di Careggi Firenze, con parere del professor Luis Rever nel 2023, anno in cui il dottor Stefano Civardi svolgeva il proprio servizio presso la Repubblica di Milano. Nel 2023 questa Procura della Repubblica di Pavia ha incaricato il Dipartimento di Genetica Forense dell'Università di Pavia, in persona dei consulenti Carlo Previderè e Pierangela Grignani, di svolgere accertamenti tecnici ripetibili. In data 14 febbraio è stata depositata la richiesta di riapertura indagine a firma di Napoleone e dei sostituti assegnatari, dottor Andrea Zanoncelli e dottoressa Valentina De Stefano, quindi Civardi non c'è. La consegnazione del procedimento penale al procuratore aggiunto Civardi, insediatosi nell'ufficio del febbraio 2024, è avvenuta successivamente. Ciò rilevato, quanto affermato dall'avvocato Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, risulta oggettivamente destituito di ogni fondamento. Insomma, Napoleone si è arrabbiato. Abbiamo l'ospite, Albina Perri, direttore di Giallo, che domani peraltro esce in edicola con una bella bombetta. Bentornata Albina. Grazie, buongiorno, ciao Laura. Volevo solo commentare con te proprio pochi minuti, perché so che sei presissima, queste ultime novità che riguardano Massimo Lovati e che secondo me lo vedono al centro poi di un tale Casotto che probabilmente potrebbe anche mollare. Questo è quello che si dice, questo è quello che gira nell'aria, anche perché veramente qua tra il comunicato di Napoleone, Ecco. il fatto che è indagato a Milano, che sia indagato a Milano per diffamazione aggravata, l'ordine degli avvocati ora pare stia valutando che cosa fare nei suoi confronti. Insomma, Massimo Lovati è abbastanza accerchiato e non so come possa continuare nel suo incarico, ma proprio anche fisicamente, perché se l'ordine degli avvocati, le inchieste, i PM, insomma, diciamo che è riuscito a mettere tutti d'accordo sul fatto che in questi ultimi giorni abbia veramente esagerato. Ecco, io lo vedo messo abbastanza male. Ecco, tu credi che tu ovviamente sei una cronista di grande esperienza, tu credi che Lovati con questo suo sempre esternare, abbiamo fatto sentire prima un'intervista che aveva rilasciato a me, poi lo sappiamo, insomma, per Giallo avevo fatto una lunghissima intervista a Lovati di 2 ore in cui ha detto bene o male le stesse cose che ha detto a Corona, e anche lì sempre a parlare male di questi PM, a denigrare il lavoro dei carabinieri, ma in modo anche un po' fastidioso, come forse un difensore non deve sempre fare. Tu credi che sia stata una strategia per poi allontanare dal focus, oppure magari ha capito che la barca sta affondando e forse è meglio scappare? Guarda, purtroppo non riesco a entrarci nella testa di Lovati, anche perché nel momento in cui pensi una cosa, subito dopo ne pensi un'altra, quindi non riesco ancora a capire se ha iniziato con questa strategia così di fumo negli occhi e poi gli è un po' scappata di mano, oppure se fa come fanno tanti fidanzati che fanno in modo di essere lasciati alla fine. Ecco. Sta un po' sta uscendo molto dalle righe, non un po', per potersi
levare dalla situazione. Potrebbe Potrebbe essere. anche essere, perché la sua E ri fidanzata, se così vogliamo dire, se vogliamo dire la sua fidanzata o collega di studio o sicuramente collega di difesa, colei che dovrebbe sapere tutto di quello che dice lui o tutto di quello che fa lui e viceversa, in televisione, l'altra sera ha esternato dicendo proprio tranquillamente: "No vabbè, ma io gli avevo detto di stare attento a Corona, lui mi ha detto comunque che è sgamato, poi gli avevo detto del nuovo consulente, sapete, no, che ha cambiato consulente anche perché anche Garofano è stato o si è lui allontanato, non abbiamo ben capito, anche lì perché Lovati dice le sue cose, ma non sappiamo se sono vere. Comunque cambia il consulente, viene un consulente che di fatto aveva parlato diciamo, per la parte dell'accusa ad esempio, non tanto per la difesa, però vabbè, la Taccia lo stesso lo chiama proprio per questo motivo, dice lei, dice di aver dato a Lovati le interviste e i materiali che aveva rilasciato questo consulente precedentemente e Lovati dice che non ne sa niente. E allora lì la Taccia dice: "No, no, ma io gliel'ho detto, ma forse tra un'intervista e l'altra era molto impegnato". Quindi forse anche un prendere le distanze da parte della sua fidanzata verso di lui, se vogliamo dire così, ecco, che non è Ma gua fidanzata, ripeto. No, chiaro. Guarda, cioè veramente è inspiegabile anche perché dopo l'intervista a Corona Lovati ha detto che era tutta preparata, era tutta concordata, era un gioco. Sì, Da quello che ha detto la Tazza, pare pure, perché la Tazza ha detto che sapeva sì, insomma che Corona era pericoloso. certo. Ora però sono uscite delle nuove dichiarazioni di Lovati, perché qua ne esce una ogni quarto d'ora, non si riesce a stargli dietro, in cui dice che Corona si è approfittato di lui perché l'ha fatto ubriacare e quindi si è introdotto nel suo ufficio tarda notte e tutto quello che Mh-mh. ha detto Beh, davanti a insomma, Corona era frutto di un'ubriacatura, ma qui veramente sì, anche però quando ha queste fatto la parole, foto con il Napoleone fruttolo cioè dai, aveva detto di Napoleone essere che voleva Grillo, chiedere l'archiviazione e ma quell'altro sono invece, proprio quello dell'Opus Dei fantasie. maledetto, dai. E poi non puoi dare del maledetto al Eh, PM che sta o del indagando sul tuo massone bianco. assistito. E poi ha detto delle cose assurde, ha detto Sì, che la sì, difesa di Stasi è legata sì, alla massoneria bianca, ha sì, detto sì. che ha parlato di queste cose assolutamente destituite di ogni fondamento, ehm, per cui è dovuto intervenire perfino il buon Napoleone, che Sì, sappiamo essere assolutamente silenzioso sì. è chiuso nel suo bunker a lavorare, ma stavolta ha dovuto intervenire perché veramente Lovati ha veramente sfidato qualunque legge di gravità, perché Beh, insomma, ha detto cose che non anche potevano l'ordine degli avvocati per assolutamente. la questione anche dei soldi, perché prima dice, infatti abbiamo fatto sentire la mia intervista, in cui inizialmente diceva che non aveva preso niente, poi diceva che aveva preso poco, poi diceva che i soldi li avevano presi i colleghi, ma i colleghi non li avevano presi, poi diceva che li ha presi tutti lui, ma non sono in nero, ma li ha fatturati. Insomma, non si è ben capito. L'ordine degli avvocati si è un po' arrabbiato anche per questo, secondo me, per la questione soldi. Cioè, perché Beh un sì, avvocato deve fatturare, assolutamente. Non puoi dire di aver preso tu, cioè io capisco che tu voglia difendere il tuo cliente, però non è che ti puoi autoaccusare di immolare. reati per difendere il tuo cliente, quindi non mi spiego questa voglia di immolarsi per Andrea Sempio, arrivando a dire di essere un evasore fiscale, perché poi all'inizio Sì, aveva detto di esserseli presi in nero, poi ha certo. corretto, ha detto no in contanti, poi non si è capito questi Sì, soldi sì. dove siano andati a finire. Comunque stiamo parlando di un reato Sì. e ammettere così candidamente di essersi presi dei soldi senza fatturare non è normale, per quanto tu possa voler difendere il tuo assistito. Quindi a questo punto veramente non so dirti se sia una persona fuori controllo oppure È una tutto persona studiato. Boh, che sa quello che dice. Io non lo non so. riesco a stabilirlo Beh, sinceramente. allora di fatto, adesso poi chiudiamo con questo e ti chiedo qualcosa sul numero che esce domani, ma, al di là di tutto, ripeto, le stesse cose che ha detto a Corona, a molte di quelle io non ho dato seguito, tipo quella su Iara, ma, aborro, non ne voglio nemmeno parlare, le ha dette anche a me di pomeriggio e c'è testimone una mia amica, perché io non sono andata sola,
e diciamo era nelle stesse condizioni in cui era la sera, nel senso la casa cioè la casa, lo studio tutto in disordine, questo lettino dove lui si riposa quando è stanco, quindi diciamo il mood è sempre lo stesso anche di pomeriggio, primo pomeriggio, perché io sono andata primo pomeriggio, per cui non penso che sia stato proprio una cosa fatta perché l'aveva fatto bere o era notte. Vabbè. Comunque staremo a vedere se Sì. l'avvocato di Sempio rimarrà sempre Massimo Lovati. Io però credo, Albina, che un po' il cerchio intorno a Sempio si stia stringendo. Tu cosa ne pensi? E parlaci del numero che esce domani, perché c'è qualcosa di molto carino, no? Che riguarda il movente, perché nessuno poi ne parla mai di questo. Sì, esatto. Noi su Giallo siamo andati un po' per la nostra strada, diciamo, come siamo soliti fare, per cui non restiamo attaccati agli ultimi, anche perché qua ogni quarto d'ora appunto Sì. succede qualcosa o cambiano idea, quindi non si riesce a focalizzare. Noi su Giallo abbiamo parlato invece del computer di Chiara Poggi, abbiamo cercato di tornare un po' sulle indagini, sulle motivazioni per cui questa ragazza è stata uccisa nel 2007, che poi è la cosa che veramente interessa, no? Scoprire Brava. la verità su chi ha ucciso Chiara Poggi e perché. Il cerchio si sta stringendo su Tempio, come hai detto tu, e anche tutte queste nuove inchieste di altre procure che riguardano i soldi e i pagamenti sicuramente hanno un peso notevole sulla posizione di Andrea Sempio e della sua famiglia a questo punto, anche sulla colpevolezza, perché se una persona è tranquilla ma non ti sfiora neanche l'idea di pagare qualcuno per aggiustare l'inchiesta su di te, quindi diciamo che non gioca sicuramente a suo favore. Detto ciò, appunto noi siamo tornati sul computer di Chiara Poggi, ricordiamo che era il computer che era nella sua cameretta e a cui ci hanno tutti detto tranquillamente che era usato non solo da lei ma anche dal fratello Marco Poggi e dai suoi amici, e il più caro amico di Marco Poggi era proprio Andrea Sempio. Certo. Passavano pomeriggi interi nella camera di Chiara quando lei era in ufficio a navigare su internet, perché in realtà Marco Poggi aveva il suo computer in camera sua con i giochi e poi c'era la PlayStation al piano di sotto. Quello era l'unico computer che aveva internet, quindi lo usavano per internet, ma su questo computer, come già sapevamo, Chiara aveva scaricato 4 video intimi con il suo fidanzato Alberto Stasi. Ora perché diventa importante? Perché ci hanno sempre detto che però questi video Chiara li aveva protetti con la password e quindi era impossibile che qualcuno dei ragazzi li avesse visti. Ora invece intervistando l'ingegner Porta, che è colui che ha fatto le indagini tecniche sul computer di Chiara e di Alberto, l'ingegner Porta ci ha spiegato che di questi video, che sono 4, uno non aveva la password, quindi poteva essere benissimo visto. Un altro invece è scomparso, non si trova più. E gli altri sono stati protetti dalla password, ma soltanto tra aprile e luglio del 2007, quindi appena poco prima della morte di Chiara. Prima erano visibili ed erano stati girati nel 2006, quindi per molti mesi sono rimasti senza password. Noi sappiamo, perché l'ha detto Marco Poggi ai carabinieri in un interrogatorio, che Marco sapeva dell'esistenza di questi video per aver addirittura assistito un pomeriggio al momento preciso in cui Alberto e Chiara se li stavano scambiando, quindi Chiara li stava scaricando sul suo computer. Quindi Marco sapeva che esistevano. Uno non era con la password, gli altri la password è stata messa dopo, uno è sparito, insomma, se non è strano tutto questo, mi chiedo che cosa possa essere definito strano. Può essere un movente. L'ingegner Porta ci ha detto che loro stessi, nel momento in cui
Stiamo parlando Sì, di si erano una incuriositi su questa sì, cosa, già stiamo allora. parlando chiaramente Già non allora. di qualcosa che è stato analizzato oggi, No, ma che è 2009. stato analizzato nel Sì. 2009. Quindi lui ci ha detto che loro stessi avevano pensato che questo potesse essere un movente. Pensa Ai te. tempi l'indagato era Stasi, quindi pensavano a Stasi, però al momento hanno pensato proprio che questo potesse essere il movente per cui Chiara Poggi è stata uccisa, cioè che lei si sia accorta che qualcuno aveva guardato i suoi video, che li avevano presi, li avevano scaricati, se li erano scambiati tra loro, questo non si sa, però è un'ipotesi, ma è un'ipotesi abbastanza verosimile. E dopodiché però, siccome il PM aveva fatto altri quesiti, non questo, loro non hanno poi approfondito, cioè l'hanno approfondita perché loro hanno indagato a 360 gradi, però poi tutto questo non è finito nella consulenza perché non rilevava, perché il PM non aveva fatto loro questa domanda. Sì, perché la domanda era poi era sull'alibi di Stasi, quindi capire se Stasi aveva lavorato su quel computer, per cui quella cosa che l'ingegner Porta insieme con il suo collega è proprio quello che ha dopo 2 anni ritrovato con grandissima fatica, ma per problemi tecnici, tecnologici, diciamo, quindi è stato bravissimo. Dopo 2 anni ha trovato che il computer di Stasi quella mattina, il 13, era stato acceso alle 9:36, quindi Stasi dalle 9:36 aveva un alibi, quindi stiamo parlando della stessa persona che è riuscito, nonostante i pasticci, chiamiamoli pasticci, fatti dai carabinieri a recuperare. Dopo 2 anni è riuscito a recuperare l'alibi di Stasi, quindi insomma qualcuno che ha guardato questi 2 computer in maniera molto molto approfondita. Beh, poi su Giallo c'è anche tanto altro, anche un'intervista a Marchetto. C'è tanto altro, Marchetto, aggiorniamo su Garofano e quello che è successo negli ultimi giorni. Certo. E poi abbiamo le cartoline per Alberto. Ecco, giusto, ricordiamo questa l'iniziativa. Esatto, perché in tutto questo, questo parlare, no, tra Lovati, Tazza, Tempio, eccetera, eccetera, ogni tanto ci dimentichiamo che in tutto questo, mentre noi parliamo, c'è una persona in galera, che tutte le sere torna in galera, ci sta da 10 anni, è entrato giovane, c'è uscito vecchio, ormai è adulto, diciamo, non vecchio ma adulto, e sono 10 anni della sua vita che sta in galera. A questo punto direi che è abbastanza evidente a tutti che sta in galera ingiustamente, quindi noi non possiamo fare nulla per alleviare questa situazione, però possiamo fargli sapere che abbiamo capito prima di tutto che la situazione è questa, è grave, e dargli un sostegno. Quindi su Giallo si trova questa cartolina dove ognuno può scrivere un pensiero da mandare poi a noi o via mail o via posta, e poi noi le gireremo ad Alberto, che sa di questa iniziativa ed è contento. Benissimo, ti ringrazio tantissimo Albina. Visto che ci troviamo, vuoi parlarci invece dell'iniziativa che poi ha lanciato anche Giallo? Magari dopo avremo anche un altro ospite che ci parlerà di questa iniziativa mercoledì prossimo a Roma, il 15 ottobre. Sì, saremo a Roma il 15 ottobre, quindi chi è in zona può venirci a salutare anche dal vivo. Saremo insieme a tanti genitori, parenti di vittime di violenza, per dar loro il nostro sostegno e per aiutarli nella loro battaglia ad avere regole più severe, meno permessi premio, meno attenzioni così spasmodiche agli assassini, e più attenzioni alle famiglie che hanno subito una perdita di questo genere, sia femminicidio che anche omicidio, quindi sì, anche diciamo, non femminicidio, anche non per forza solo ci saranno tanti quindi, genitori, giusto, di vittime con le fotografie dei loro figli, dei loro fratelli, dei loro... Esatto, saremo a Roma, saremo in piazza, saremo lì tutto il pomeriggio con loro, e mi fa particolarmente piacere perché una delle critiche, no, che riceviamo più spesso quando si parla di Garlasco è che vogliamo attaccare la famiglia della povera Chiara. No, assolutamente. Non è così. Anzi, non è nostra intenzione, li invitiamo. Anzi,
Esatto, siamo sempre dalla parte delle famiglie. Di solito sono le famiglie che ci chiedono anche aiuto, ci chiedono di stare con loro, quindi è anomalo questo caso, diciamo, ma noi saremmo anche molto vicini alla famiglia di Chiara se loro volessero, ecco, anzi. Tutto quello che facciamo e di cui parliamo, tutto quello che facciamo lo facciamo proprio per ridare giustizia a Chiara, non per attaccare qualcuno, ci mancherebbe. Quindi con questo spirito saremo in piazza anche il 15, mercoledì prossimo. E niente, quindi invito tutti a venire fisicamente, perché la cartolina è un pensiero, un abbraccio virtuale ad Alberto Stasi, mentre lì si potrà dare il proprio sostegno anche dal vivo a queste persone. Grazie mille e buon lavoro, e domani tutti in edicola. Tutti in edicola, mi raccomando. Perché ancora bisogna leggere, dai, non solo. Ma la carta, perché poi la carta resta qua con tutto quello che succede, ogni 5 minuti le notizie passano, vanno. Se tu vuoi rileggerti una cosa non la trovi già più. Quindi invece sulla carta quello che c'è scritto, si può tenere lì, lo si può leggere con calma, ci si può riflettere sopra, si può dare anche un momento di respiro e di riflessione, no? Perché siamo sempre tutti così veloci nel leggere e digerire cose, invece avendo un giornale di carta si può anche fare quella bella cosa che è pensarci su. Brava, grazie Albina, grazie, buon lavoro. Grazie a buon te, lavoro. Ciao Laura. Ciao. Allora, adesso facciamo un minuto di pausa, poi ritorniamo e parleremo del giallo di Silvana D'Amato. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Volete venire a Cap Francisco con noi? Tenetevi forte! Le cinture, gatti gabbi, si va? Per un'avventura gattastica! È ora di diventare piccola! Il fenomeno TV arriva al cinema! Abbiamo il glitter ovunque! Ovunque? La casa delle bambole di Gabby, il film! Dal 25 settembre al cinema! Serve qualcosa? No, serve che vai fuori dei maroni, dai. Per la prima volta sul grande schermo, Max Angioni e Diego Abattantuono. Io c'ho la calamita. Per sti vecchi pazzi. No! Oh mio Dio! Esprimi un desiderio. Sei come una fenice che risorge dallo sterco. Sei sicuro che è così il detto? Dal 25 settembre al cinema. Sono Bob Ferguson. Ero nel French 75. Leonardo DiCaprio. Hanno preso Willa, la mia unica figlia. E ora danno la caccia a noi. Sean Penn, Benicio del Toro, Teyana Taylor, Chase Infinity. Immagino che siamo al capolinea, eh? Non tu, da Paul Thomas Anderson. Una battaglia dopo l'altra, dal 25 settembre al cinema. Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito?
Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati, cari amici, siamo a Giallo Radio Club, abbiamo parlato la prima mezz'ora di Garlasco, però questa seconda mezz'ora vogliamo dedicarla ad altri temi. Riprendiamo un attimo proprio la notizia che stavamo dando con Albina Perri alla fine della prima parte, perché poi parleremo del giallo di Silvana D'Amato, ma ci tengo che di Lacrime Furenti, questo evento in programma a Roma il 15 ottobre alle 15 in Piazza Santi Apostoli, ce ne parli Francesco Porrello, che è il referente, possiamo dire, dell'associazione Iana. Vi ricordate Iana Malaico, quella bellissima ragazza uccisa dal suo ex a Castiglione dello Stiviere? Ospitammo qui il papà Alexander e l'avvocato Angelo Lino Murtas, e sono stati proprio loro, insieme a Giallo, insieme poi a Pamela Mastropietro, all'associazione che ricorda insomma Pamela Mastropietro, ad ideare questa manifestazione. Francesco, cosa vi aspettate? So che avete lavorato davvero tantissimo per questo evento, perché coinvolge tanti parenti di vittime, tante associazioni, ma anche tante politici, istituzioni, gente che insomma ci potrà aiutare a cambiare un po' la legge che rivede le vittime. Qual è insomma, prima di tutto l'aspettativa e qual è poi l'obiettivo finale? Tanto buonasera e grazie per lo spazio dedicato. L'intento è quello appunto di riunire i genitori e parenti delle vittime di ogni forma di violenza, femminicidi, omicidi, abusi, violenze sessuali, domestiche, qualsiasi tipo di violenza, per gridare la presenza, la costanza nella lotta contro questo malessere, questa guerra, no? Appunto con Alessandro ci siamo incontrati, con Alessandro e Alessandra, e abbiamo appunto pensato all'importanza di essere tutti uniti, perché nessuno si volti dall'altra parte. Serve evidentemente un frastuono molto più potente, e bisogna arrivare alle istituzioni proprio dal basso, quindi tutte le vittime, i parenti che vivono ogni giorno l'ergastolo, quello che spesso e volentieri gli autori di reato non vivono, diano appunto il loro contributo, e così hanno fatto, dando delle proposte che possono essere integrazioni o modifiche a ciò che attuale esiste, e noi lo consegneremo rivisto e scritto in una chiave legale, ovviamente tramite i nostri avvocati fiduciari, consegnandolo alla Commissione parlamentare contro i femminicidi e le violenze di ogni genere. Benissimo. Il nome Lacrime Furenti è un nome forte, volutamente forte, perché racchiude comunque i due sentimenti che oggi uniscono centinaia di famiglie: il dolore per le vite spezzate e la rabbia per un sistema che troppo spesso non le protegge, non le tutela. Certo. È la prima volta che genitori e parenti di vittime di ogni forma di violenza si riuniscono tutti insieme in piazza. Io mi auspico personalmente, come presidente dell'associazione Iana, che molti uomini partecipino. L'associazione Iana nasce dall'unione fondata da uomini principalmente, no? Che sono quelli che ad oggi dovrebbero uscire fuori dalla tana, riscattare il proprio nome, quello dell'essere appunto uomini con la U maiuscola, per dire che non siamo tutti carnefici, e siamo a fianco delle donne. La violenza non è solo donna, è anche contro gli uomini, contro i ragazzi, contro le famiglie, e poi anche per gridare che sono vittime anche i genitori e i parenti che rimangono in vita. Infatti ci sarà anche quello. Quindi appuntamento, ridacci l'appuntamento.
L'appuntamento è il 15 ottobre in piazza Santissimi Apostoli a Roma. Saremo presenti le due organizzazioni, le due associazioni organizzatrici con tante altre associazioni, autorità, tutti i parenti, soprattutto con le loro E testimonianze. speriamo Dalle tanta 14 gente, sì. alle 19. Dalle 14 alle 19, quindi vi aspettiamo, io ci sarò, anch'io, se volete. Bene, assolutamente sì. In piazza Santi Apostoli a Roma il 15 ottobre dalle 14 alle 19. Grazie Francesco, arrivederci. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Bene, siamo arrivati nel clou di questa puntata, stiamo chiamando l'ospite. Vi ricordo un attimo, vabbè, per chi non lo ricordi, però questo sorriso di questa signora così simpatica, giovanile, allegra, socievole, che era Silvana D'Amato, 69 anni, ex tabaccaia della stazione centrale di Milano. Chissà quanta gente magari l'ha incontrata nei suoi viaggi o transitando in stazione, magari chissà non se la ricorda oppure se la ricorda. Comunque il sorriso di questa Silvana è stato reciso per sempre l'8 agosto scorso nel suo appartamento al sesto piano di un grande palazzone, insomma di un super condominio in via Bisnati a Bruzzano, e non si sa ancora da chi. Ne parliamo insieme alla collega Nicoletta Cammarota, giornalista, cronista di lungo corso, bravissima, non per dire che sei anziana, ma per dire che sei esperta, volto noto qui in Lombardia, di Tele Lombardia e di Antenna 3. Benvenuta Nicoletta. Grazie Laura, grazie, buonasera a te e ai radioascoltatori. Sì, esatto, sentivo appunto, parlavi di Silvana D'Amato, 69 anni, un sorriso, una bella persona detta di tutti, sai, quelle amicizie che quando sono assenti si sente, no? Il loro vuoto, quindi una persona che sapeva tenere banco con la passione delle carte. Ebbene, esattamente 2 mesi fa esatti il suo sorriso si spegne. Ad opera di chi è ancora un mistero. È un giallo, è un vero e proprio giallo. Esatto, è un giallo. Sulle prime si pensava che il cerchio sarebbe stato chiuso abbastanza velocemente, perché chiunque ha agito lo ha fatto chiudendosi la porta d'ingresso alle spalle e molto probabilmente portando via il mazzo di chiavi di casa, perché al momento quello che sappiamo è che effettivamente questo mazzo di chiavi manca ed è l'unica cosa che manca. Quindi si pensava che repertando le impronte digitali dalla porta, insomma qualcosa, una traccia, no? Anche perché si immaginava anche che ad agire non fosse un esperto, quindi qualcuno che si sperava potesse essere Nicoletta, partiamo un attimo dai punti fermi. I punti fermi potrebbero essere che Silvana ha aperto al suo assassino volontariamente. Potrebbero, sto facendo delle domande, poi rispondi tu, e questa persona l'ha lasciata nella vasca, giusto, da bagno, il cellulare era nell'acqua e la chiave che era nella toppa non c'è più. Diciamo, questi sono i punti fermi, giusto? Esatto, questi sono i punti fermi. La porta di casa chiusa dall'esterno, il mazzo di chiavi assente, l'unica cosa che manca dall'appartamento, e il suo corpo all'interno della vasca, immerso nell'acqua. Il cellulare è stato trovato nell'acqua, ma ci risulta che è stato recuperato, quindi sicuramente, fortunatamente sì, è stato recuperato. Il volto tumefatto e una ferita al collo che subito il medico legale ha escluso potesse essere mortale.
Sì, noi stiamo ancora attendendo i risultati da parte del RIS di Parma, che sappiamo essere subentrato in seconda battuta, perché la scoperta del cadavere risale all'8 agosto, mentre il RIS è arrivato nei primi giorni di settembre. Per un ulteriore sopralluogo c'erano ovviamente già stati I SIS carabinieri, dei carabinieri, esattamente, sì, quindi un ulteriore sopralluogo. Sappiamo che è in corso anche un esame tossicologico, quindi questo ci fa pensare che non è esclusa anche l'ipotesi che forse è stata avvelenata, perché pare sia fondamentale l'esame tossicologico. Tieni conto che manca all'appello anche un'arma. Non sappiamo certo. cosa Non si sa come è stata uccisa, se poi è stata uccisa da un'arma, cioè sicuramente un'arma appuntita ha fatto questo taglio che però non era così profondo da provocare la morte, però poi c'erano delle tumefazioni, quindi magari è stata colpita prima. Ma tu che idea ti sei fatta, Nicoletta? Guarda, allora, quello che ti posso dire con certezza, perché ho parlato con chi la conosceva molto bene. Allora, Silvana era una persona molto aperta, una persona che a cui piaceva il karaoke, era iscritta anche a una piattaforma che appunto raduna persone con questa passione del karaoke. Tutti i pomeriggi andava a giocare a carte con i suoi amici del Parco Nord, una signora conosciuta in tutto il quartiere, ma nello stesso tempo era anche una persona che in passato aveva fatto la tabaccaia in stazione centrale, e quindi tutti dicono che mai avrebbe aperto a uno sconosciuto, cioè era una persona scaltra, attenta, proprio perché forte di un'esperienza lavorativa in un posto che sappiamo essere magari aveva subito delle rapine in passato, non lo sappiamo. E poi comunque era un esercente, quindi sappiamo che insomma ad avere un negozio peraltro in stazione centrale. Ma al di là di quello, tutti lo confermano che era una persona molto attenta, cioè non gliela facevi facilmente sotto il naso. Quindi ha aperto al suo assassino, lo ha fatto entrare. Immagino una persona con cui lei avesse confidenza. Ecco, era fidanzata Silvana, cioè aveva una storia, da quello che hai potuto allora, appurare? Da quello che risulta aveva delle frequentazioni, però appunto anche in quello sembrerebbe fosse molto selettiva, cioè non è che portava a casa chiunque, ecco. Tant'è vero che anche nel condominio dicono di averla vista con qualcuno, però non era una persona che portava a casa gli uomini, ogni giorno una esatto, non una di quelle. Poi aveva una relazione, noi abbiamo intervistato anche una persona che ci dice che era molto, molto vicina a lei, non si frequentavano più. Del resto, guarda, era separata da 30 anni, per cui ne aveva 69, era una bella signora, quindi aveva sicuramente delle amicizie un po' più profonde. Dopodiché resta però tutto questo sottobosco di conoscenti, gli amici, non sappiamo adesso. Senti, anche oggi Oggi c'è stato un nuovo accesso alla casa, giusto? Parlacene, perché ecco. Sì, esatto, c'è stato un nuovo accesso alla casa chiesto dal legale che rappresenta la famiglia di Silvana, ovvero la figlia, perché noi l'abbiamo intercettato, l'abbiamo intervistato, l'avvocato dice ho chiesto e ottenuto questo sopralluogo con i carabinieri, ovviamente perché è stato necessario aprire i sigilli. E lui non si è sbilanciato perché insomma siamo in una fase molto delicata, quindi non ha sfucito grandi cose, ma ha detto che certamente è stato utile tornare sul luogo del delitto, perché a mente fredda si vedono molte più cose che a evento appena avvenuto. Quindi, ti faccio una domanda, perché io su questo per esempio non ho ben capito, anche perché gli investigatori sono molto abbottonati, dobbiamo dirlo, sono gli stessi di Carlasco, quindi sono abbottonati, purtroppo sono troppo abbottonati. Ecco, si fa una fatica immane, veramente. Sì. Ma c'era disordine o no in casa?
Allora, la casa non era a soqquadro, questo sin da subito è stato chiarito, perché è stato detto che, tant'è vero che è stato detto che hanno subito escluso la rapina, proprio perché era una casa vissuta, c'erano ancora le borse della spesa fatte al mattino da Silvana, lei indossava gli stessi abiti con cui era stata vista al mattino far la spesa, ma era, diciamo, non in ordine, ma una casa vissuta, ecco, non a soqquadro. Ecco, quindi non Tant'è può vero essere che che l'assassino subito abbia messo casino, ecco, questo voglio dire. No. E l'altra cosa, un elemento insomma che gioca a favore di chi ha agito, è che il fatto risale all'8 agosto e mi dicevano che in quella scala tanti appartamenti sono chiusi. Perché sono da affittare, sono proprio chiusi, molti erano in vacanza e quindi anche lì, perché ci siamo sempre chiesti, è possibile che l'8 agosto nessuno si abbia sentito anche solo, non so, urlare, un litigio, una porta che sbatte, e invece appunto sentendo io le persone che vivono lì, nessuno ha sentito proprio per queste ragioni, perché in quella scala gli appartamenti abitati sono intanto meno di quelli che sono realmente, perché molti sono da affittare, e in più tante persone erano via, erano in vacanza. Poi c'è un anziano, ma anche malato, quindi non Sì, ho parlato sente, io anch'io ci ho con loro. parlato poi c'è un'altra persona che invece abita al primo piano, lei era presente ma non ha sentito nulla perché Silvana abitava al sesto, figurati. quindi ci sono tanti elementi che hanno, come dire, inconsapevolmente aiutato chi ha agito, o forse chi ha agito era talmente di casa che sapeva già che però sai, questo, Laura, farebbe pensare a una premeditazione. Mamma mia, infatti. Siamo veramente, secondo me, in questo momento davvero azzardato ipotizzare. Di certo non c'era il portinaio, Non c'era neanche il portinaio all'ultimo giorno di vacanza, lui sarebbe rientrato il 9. Anche questo elemento, sì. Lo sapeva chi ha agito? È stato fortunato? Queste sono le domande che si rincorrono dall'8 agosto, sì. C'è un riservo totale da parte degli investigatori, telecamere zero. Telecamere quando zero, servono ci sono i cartelli di videosorveglianza, ma in realtà anche lì i residenti, questo è un fatto confermato e accertato, ci hanno detto che le telecamere non funzionano. Infatti, guarda, adesso devo dirti la verità, io oggi appunto ero lì, devo dire che i condomini sono relativamente più tranquilli, perché hanno capito anche loro che non è stato un furto. Non è stato un furto come inizialmente si era detto, no? Perché una vicina di casa ha detto io nel mese di maggio ho subito un furto e anche lì chi ha agito si è portato via il mazzo di chiavi, quindi addirittura si ipotizzava una firma, no? Di un ipotetico ladro, no? Che portasse via le chiavi, no? Come a firmare i suoi atti, no? Ma in realtà anche questo è stato scartato. Adesso i condomini hanno capito che non c'è un folle o un killer che si aggira nel quartiere, quindi sono relativamente più tranquilli, drammaticamente direi più tranquilli, perché appunto le attenzioni ora sono concentrate insomma sulla vita di Silvana. Sulla vita di Silvana, perché comunque il punto fermo, lo dicevi tu prima all'inizio di questa chiacchierata, è che chi ha agito si è chiuso la porta di casa alle spalle, ma soprattutto Silvana gliel'ha aperta. Questo sì. Senti, ma non può essere per esempio che sia caduta nella rete di una truffa amorosa, o magari c'è qualcosa che riguarderebbe dei soldi, ma non si è ancora ben capito se veramente c'è questo movimento di denaro, di un'eredità. Ma allora, si è parlato della vendita di una casa di famiglia, questo è abbastanza certo, insomma, lei ha venduto una casa di famiglia e dal conto corrente si è parlato di un ammanco di circa 40-50 mila euro.
ma è una somma di denaro talmente grande che immaginiamo fosse tracciabile, tanto è vero che è stato infatti, dai. detto in Poi non lo so, discrezioni di dobbiamo stampa. chiedere all'avvocato. Indiscrezioni di stampa dicono che sia denaro che è andato insomma a qualche altro erede, no? Ma Che, certo. insomma, la vendita della casa sia stata poi divisa legittimamente. Però la pista economica effettivamente non è mai stata abbandonata, no? Assieme a quella sentimentale, perché chi conosceva Silvana dice che lei fosse molto buona, molto generosa, pare che prestasse dei soldi, comunque aiutasse le persone, forse ha aiutato la persona sbagliata. Questa è un'altra ipotesi, ecco, ma nulla, purtroppo nulla di confermato, questo sì. Sì. Io credo che comunque la copia forense del telefono, che è stato possibile per fortuna fare, magari darà delle risposte sulle celle o sui contatti. Certo che se poi non c'è un confronto e tu trovi dei numeri di telefono, ma non hai cioè non sai di chi sono, se erano persone che la frequentavano. No, certo, non è facile. allora io conterei molto sul cellulare, perché se appunto ha preso appuntamento con l'ultima persona che l'ha vista, almeno si spera un messaggino o comunque un numero più ricorrente di altri. Io credo che insomma ci sia, che l'abbiano trovato sul cellulare. Sappiamo che i telefoni sono fondamentali, no? I telefonini nelle inchieste, quindi ci immaginiamo proprio di sì. Attendiamo, guarda, l'avvocato mi diceva che è un'inchiesta che sta andando veramente, noi non ce ne accorgiamo perché c'è il riservo e la discrezione massima, ma sta andando molto avanti, questo mi diceva. Insomma, le sue parole che ci danno conforto. Stiamo attendendo anche che sia depositato il referto dell'autopsia, quindi l'esame autoptico, perché insomma, se la ferita non era mortale, l'echimosi in volto va bene, però capire anche cosa ne ha causato la morte, perché sai, se si scoprisse che è stata, non so, ipotizzo, ovviamente avvelenata, allora si parlerebbe davvero di premeditazione. Certo. E chi può aver premeditato nei confronti di una signora che davvero tutti, cioè ci sei stata anche tu nel quartiere, avrai raccolto le voci che dicono che era una persona insomma solare, una persona che non aveva mai avuto grandi litigi con qualcuno. Sì, vabbè, magari era un po' una che sapeva il fatto suo, nel senso che è determinata, cioè che insomma non la mandava a dire se le dicevi una stupidata, ma nel senso socievole del termine, ecco, non... Sì, ma esatto, cioè non la mandava a dire, ma da qui a guadagnarsi una fine di questo tipo, questo no, tutti me ne hanno parlato molto bene. E credimi, io sono tornata poco tempo fa nel parco, bar dove lei giocava a carte, a parte che per tantissimo tempo c'era la foto di lei con una dedica, ma in tanti ancora avevano le lacrime agli occhi, perché lei era una presenza sentita in quell'ambiente. Tant'è vero che quel pomeriggio, appena si sono accorti, cioè dopo un po' che non la vedevano, perché era appunto, aveva preso l'appuntamento, era sicura di andare a una certa ora, dopo nemmeno mezz'ora che non l'avevano vista arrivare, si sono attivati, quindi esatto, infatti sono stati proprio gli amici del parco ad arrivare a casa quando la porta appunto chiusa dall'esterno, hanno chiamato i vigili del fuoco, da lì poi la macchina dei soccorsi, e mi ho intervistato proprio uno degli amici che era lì sul posto, quello che ha allertato i soccorritori, e ha detto sulle prime, per non farci spaventare, preoccupare, ci avevano detto che la signora aveva avuto un malore. In realtà poi si è scoperto poi in seguito, comunque la storia è sempre la stessa, Nicoletta, non bisogna gli omicidi, cioè per l'omicida va bene, ma per chi è vittima d'agosto è meglio evitare. Decisamente, no, guarda, questa è veramente difficile. una storia incredibile. Non è la prima volta,
Non è la prima volta, I delitti estivi, sì, purtroppo Anche Chiara ne Poggi è potremmo estiva. raccontare altri, no? Adesso per andare un po' a ritroso mi viene in mente anche la povera Sharon Verdeni, no? Brava, Anche lei. Tra l'altro, ecco, la cosa brutta ogni volta che si pensa alle vittime, adesso questo è il caso di Sharon Verdeni, vittime casuali, no? Quindi poteva capitare a chiunque. Paradossalmente nell'immaginario collettivo fa meno paura se c'è un movente rispetto alla casualità, Sì, veramente, no? Perché a quel punto davvero sei nel posto sbagliato nel momento sbagliato, e questo era il caso. Cito Sharon Verdeni perché parlavi di delitti estivi, no? Sicuramente il più Come emblematico, dimenticarla? perché poi tra l'altro all'inizio di quell'indagine, mi ricordo, quando era ancora un giallo, tutti, cioè non è che tutti, però comunque si è pensato alla persona che era più vicina a lei, poi di fatto l'alibi è caduto su, cioè il sospetto è caduto subito, per fortuna, anche perché poi abbiamo visto che non era il compagno per tanto tempo è stato sotto i riflettori. Quindi magari anche Silvana potrebbe essere qualcuno che conosceva, ma magari che non conosceva così tanto bene, qualcuno che aiutava, può essere pure, no? Certo, assolutamente. Sappiamo che in questi casi le prime persone attenzionate, rubo un verbo dei verbali dei carabinieri, sono proprio gli esponenti della vita, di appartenenza alla vita familiare, personale, privata, poi si va a scartare man mano, quindi si parte sempre da loro. Va bene, senti Nicoletta, ti diamo appuntamento allora appena troveranno l'assassino. A questo punto facciamo un'altra puntata e ti ringraziamo tantissimo. Continuate a seguirla, lei è sempre su Tele Lombardia, insomma si occupa di tanti casi, e Antenna 3, e io vi do appuntamento alla prossima settimana e niente, per un altro giallo. Grazie. Grazie a te. Avete ascoltato Giallo Radio Club.